Allerta meteo oggi nella nostra provincia è arrivata già dalla mezzanotte di ieri. La sala operativa della Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento è già pronta. Intanto anche il sindaco della città ha ordinato la chiusura delle scuole, seguito da vari sindaci di diversi comuni della provincia come Ribera, Realmonte, Aragona, Licata, dove è stato chiuso anche il mercato settimanale, Favara, Comitini, Palma di Montechiaro. Un invito che è stato anche diramato dalla prefettura di Agrigento, che in un suo avviso in indirizzo alla questura, ai vigili del fuoco, ai vari sindaci della provincia, afferma come in relazione all'allerta meteo diramata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana con avviso dell'8 febbraio 2023 si invitano le signorie vostre illustrissime ad approntare gli accorgimenti necessari in attuazione dei piani comunali di protezione civile. La prefettura di Agrigento raccomanda innanzitutto di prestare la massima attenzione per la vigilanza dei presidi territoriali di zone potenzialmente a rischio, di attivare ogni possibile forma di comunicazione alla popolazione sull'opportunità di adottare le cautele e gli accorgimenti del caso, in particolare evitare gli spostamenti a eccezione di quelli strettamente necessari e di evitare di sostare nei seminterrati e nelle cantine. La prefettura conclude dicendo di valutare l'opportunità immediata di attivare i COC nel caso di peggioramento delle condizioni stesse. E in merito anche la provincia si attiva. Con l'arrivo di una forte perturbazione da nord si moltiplicano i disagi su tutta la rete viaria provinciale. In particolare, affermano i rappresentanti della protezione civile della provincia, nelle aree interne. Da stamani infatti, oltre alla pioggia, l'area sottocollinare montana è interessata da precipitazioni nevose, in particolare la strada provinciale 24 Cammarata Santo Stefano Quisquina, ricoperta da oltre 20 cm di neve sin dal mattino e sulla quale sono tuttora all'opera i mezzi del Libero Consorzio Comunale con spargimento di sale sulla carreggiata e l'intervento di 2 macchine spazzaneve. In seguito all'emanazione del Dipartimento regionale della Protezione Civile dell'avviso regionale di rischio meteorologico con livello di allerta arancione, la provincia afferma come sarà attivata a partire dalla mezzanotte di ieri fino a ogni cessata esigenza la sala operativa di protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, sita nella sede di via Acrone. Attivo anche un numero telefonico per le emergenze, ai quali i cittadini si potranno rivolgere per segnalare le situazioni di difficoltà. L'ufficio della protezione civile presiederà inoltre con il proprio personale la sala operativa, allertando anche le associazioni di volontariato, allertato ovviamente anche il personale stradale reperibile del Libero Consorzio che effettuerà un continuo monitoraggio della rete stradale provinciale per intervenire in caso di situazioni di pericolo sui vari tracciati. Attivo anche il piano della neve, nel quale sono riassunte tutte le procedure per consentire rapide ed efficaci operazioni di soccorso e di ripristino dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale. La provincia informa inoltre che è obbligatorio la presenza di catene a bordo degli autoveicoli in transito sulle strade interne, il montaggio di pneumatici da neve da 15 novembre al 15 aprile, nonché è fatto divieto di transito in caso di ghiaccio o di neve sulle carreggiate per i motocicli.